Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Per le feste grandi la liturgia prevede che ci sia un unico giorno, per esempio di Pasqua, per 8 giorni, perché abbiamo bisogno di interiorizzare il grande annuncio pasquale, di farlo nostro, di viverlo interiormente. Abbiamo bisogno di maturare la certezza che il Signore Dio è risorto e che vive in mezzo a noi, anche come ci ha ricordato il canto iniziale. All'inizio di questa nostra celebrazione, umilmente, riconoscendo i nostri peccati, riconosciamo la forza, la grandezza della misericordia e dell'amore di Dio. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore, Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Preghiamo. O Padre, che fai crescere la tua Chiesa donandole sempre nuovi figli, concedi ai tuoi fedeli di custodire nella vita il sacramento che hanno ricevuto nella fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. Nel giorno di Pentecoste, Pietro con gli 11 si alzò in piedi e a voce alta parlò così: «Uomini di Giudea, e voi tutti abitanti di Gerusalemme, vi sia nota questo e fate attenzione alle mie parole. Gesù di Nazaret, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso fece tra voi per opera sua, come voi sapete bene, con segreto disegno e la prescienza di Dio,
Voi, per mano di pagani, l'avete crocifisso e l'avete ucciso. Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere. Dice infatti Davide a suo riguardo: contemplavo sempre il Signore innanzi a me, egli stava alla mia destra perché io non vacilli. Per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua, e anche la mia carne riposerà nella speranza, perché tu non abbandonerai la mia vita negli inferi, né permetterai che il tuo santo subisca la corruzione. Mi hai fatto conoscere le vie della vita, mi colmerai di gioia con la tua presenza. Fratelli, mi è sia lecito dirvi francamente riguardo al patriarca Davide che egli morì e fu sepolto, e il suo sepolcro è ancora oggi fra noi. Ma poiché era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul suo trono un suo discendente, previde la risurrezione di Cristo e ne parlò. Questi non fu abbandonato negli inferi, nella sua carne subì la corruzione. Questo Gesù, Dio, lo ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato dunque alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete vedere e udire. Parola di Dio. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore, il mio Signore sei tu, solo in te è il mio bene. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita. O Dio, in te mi rifugio. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio, anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non potrò vacillare. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. In te mi rifugio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco Gesù venne loro incontro e disse: salute a voi.
Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. Mentre esse erano in cammino, ecco, alcune guardie giunsero in città e annunciarono ai capi dei sacerdoti tutto quanto era accaduto. Questi allora si riunirono con gli anziani e dopo essersi consultati diedero una buona somma di denaro ai soldati dicendo: dite così, i suoi discepoli sono venuti di notte e l'hanno rubato mentre noi dormivamo. E se mai la cosa venisse all'orecchio del governatore, noi lo persuaderemo e vi libereremo da ogni preoccupazione. Quelli presero il denaro e fecero secondo le istruzioni ricevute. Così questo racconto si è divulgato fra i giudei fino ad oggi. Parola del Signore. Ecco, dopo la festa di Pasqua, dopo l'accorgersi che il Signore è risorto, che la vita ha vinto sulla morte, che l'amore ha vinto sulla morte, ecco che noi, come i primi cristiani, ci interroghiamo su che cosa dobbiamo fare, che cosa significa questo per la nostra vita, come possiamo vivere alla luce della risurrezione di Cristo. Ed è bellissimo vedere come effettivamente la vita cambia, la prospettiva della vita cambia se è illuminata dal mistero della morte e risurrezione di Cristo. Perché se c'è la speranza che la nostra vita proceda oltre questa vita terrena e che in qualche modo la nostra vita attuale, quella terrena, sia preludio e sia fonte in qualche modo della vita eterna, ecco che cambia anche la prospettiva della vita di tutti i giorni. I nostri piccoli o grandi gesti di amore assumono un significato eterno e abbiamo la certezza che essi non vanno dispersi, non sono inutili, ma anzi hanno un senso che va al di là di questo mondo e arriva nel cuore stesso di Dio. Il Vangelo di Matteo, il capitolo 25, quando parla del giudizio finale, e l'avete bene in mente, credo, il Signore Dio dice, insomma, quando avete fatto qualcosa, avete dato da mangiare, da bere, avete confortato, avete visitato, per amore, qualche mio fratello più piccolo, ecco, tutto questo l'avete fatto a me. I piccoli gesti di amore quindi restano in eterno e sono il modo con cui noi possiamo unirci al Signore in questa economia dell'amore, in questa grande storia di amore che il Signore ha voluto costruire insieme a noi. E allora la risurrezione di Cristo cambia tutto. I piccoli gesti di amore diventano le cose più importanti e tante altre grandi tragedie del mondo invece passano in secondo piano, perché ciò che importa e ciò che rimane è l'amore. Ed è questo a cui siamo chiamati. Un amore che può essere anche piccolo, fragile, un bicchiere d'acqua dato per amore di Dio. Diventa un segno potente della vita che vince sulla morte, dell'amore che vince soprattutto. E noi possiamo unirci così alla risurrezione di Cristo. Ecco, chiediamo al Signore che anche noi nella nostra vita viviamo da risorti in questo senso, che con i nostri gesti, col nostro cuore, con le nostre piccole forze, partecipiamo al grande evento della passione, morte e risurrezione di Cristo. La parola di Dio deve sempre ricevere una risposta da parte nostra. Gli abitanti di Gerusalemme risposero al discorso di Pietro con la fede. Noi concludiamo la liturgia della parola con la nostra fraterna preghiera. Ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Cristo è la pietra angolare
è la insostituibile fondamento che assicura salvezza. La nostra vita sia costruita e cresca ogni giorno più sul Vangelo e la sua grazia. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. La nostra speranza di un nome solo, Cristo Gesù, perché sappiamo invocarlo con fiducia e ardore e presentarlo come Signore dell'universo e Redentore della umanità. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. La gioia recata a noi dai misteri pasquali che abbiamo appena vissuto sia dono e virtù duratura, così da riflettere efficacemente la gloria del risorto. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Il Cristo pasquale che rendiamo presente in questa celebrazione eucaristica sia veramente il centro della nostra vita. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per la testimonianza resa dalle pie donne alla risurrezione del Maestro, si degni il Signore di chiamare tutti i nostri fratelli defunti alla beatitudine eterna. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Dio, che hai scelto le pie donne come prime annunciatrici della risurrezione del Figlio tuo, non lasciar mancare nelle nostre comunità anime conquistate dal mistero pasquale e impegnate a diffonderne nel mondo il lieto messaggio. Per lo stesso Gesù Cristo, che vive e regna nei secoli dei secoli. Benedetto sei tu, Signore. Pregate perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli con bontà, Signore, i doni del tuo popolo. Tu che lo hai chiamato alla fede e rigenerato nel battesimo, guidalo alla beatitudine eterna, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Per mezzo di Lui rinascono a vita nuova i figli della luce e si aprono ai credenti le porte del regno dei cieli. In Lui morto è redenta la nostra morte, in Lui risorto tutta la vita risorge. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.
Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno glorioso della risurrezione di Cristo Signore nel suo vero corpo. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Carlo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, in particolare di Alfredo, Anna, Suor Reginelda, Suor Lucilia, Suor Maria Chiara. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri peccatori, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, Dio, sono per partecipare alla tua messa.
Preghiamo. La grazia di questo sacramento pasquale, o Signore, ricolmi i nostri cuori, perché coloro che hai fatto entrare nella via della salvezza eterna siano resi degni dei tuoi doni. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate Dio con la vostra vita, andate in pace, alleluia, alleluia. Cieli, letare, alleluia, qui acque meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis
Carissime amiche e carissimi amici, siamo di fronte alla tomba di Gesù, il luogo in cui la sera del Venerdì Santo fu deposto il suo corpo ormai esanime. Qui ora siamo dentro le mura della città vecchia di Gerusalemme e c'è una grande basilica. Quando Gesù fu condannato a morte, eravamo fuori le mura e qui vicino c'era la collina del Cranio, il Calvario, dove venivano giustiziati i condannati a morte e dove anche Gesù fu crocifisso. Scendendo dalla roccia del Calvario si apriva uno spazio coltivato, un piccolo giardino nel quale crescevano forse degli olivi, qualche limone, alcune viti e qualche mandorlo. Proprio al limite del giardino c'era la cava di pietra ormai dismessa e utilizzata per seppellire. Questo è il luogo dove ci troviamo e dove Giuseppe di Arimatea aveva comperato per sé un sepolcro nuovo. Qui fu deposto il corpo di Gesù, unto e fasciato in fretta, avvolto in un lenzuolo nuovo, con un sudario sul volto. Al sopraggiungere della notte bisognava sospendere ogni attività perché arrivava lo Shabbat, il sabato, e un'altra notte ancora avrebbe dovuto passare prima di poter tornare qui a piangere e completare la sepoltura. Venendo a visitare questa tomba vuota e sostando qui in preghiera, mi sono chiesto più volte cosa è successo nella notte tra il sabato santo e la domenica di Pasqua. Come è avvenuta la risurrezione di Gesù, che è il fondamento della nostra fede e della nostra speranza. Immagino l'ora più buia della notte e l'istante in cui l'oscurità viene ferita dal primo raggio di sole che appare in lontananza sull'orizzonte. Immagino l'ora più silenziosa e fredda della notte, quando è percepibile il respiro di un bambino e la rugiada si deposita sull'erba e sugli alberi. E immagino che in un istante tutto cambia. È come un lampo. Le bende che legavano il corpo di Gesù improvvisamente si sciolgono, il lenzuolo che lo avvolgeva si affloscia sulla pietra, improvvisamente svuotato del suo contenuto, e il sudario resta lì quasi sospeso a ricordarci che copriva un volto. In quell'istante di luce c'è l'inizio di una nuova creazione, di un mondo nuovo e di una nuova umanità. In quell'istante di luce il corpo di Gesù risorto porta per sempre in Dio un frammento e un seme di umanità nuova. Stando qui, percepisco in modo misterioso che quella luce avvolge anche me e che adesso è rinnovata anche la mia vita e la mia carne. Percepisco che questa tomba è la porta della vita, perché qui Gesù è entrato nell'abisso della morte e l'ha trasformato nel passaggio alla vita in Dio. Lo so che il mondo in cui viviamo sembra ancora travolto dalla potenza del male, della violenza, dell'odio e della morte. Lo vedo nelle guerre e nelle ingiustizie, nelle disuguaglianze economiche e nel cinismo dell'indifferenza di fronte ai disastri naturali che continuano a causare morte e disperazione. Lo vedo nelle ideologie che giustificano le discriminazioni, l'uso brutale della violenza, la cancellazione della dignità della persona umana, lo sterminio di interi popoli. Lo vedo nell'odio che continua a essere seminato a piene mani dentro i solchi della storia e della nostra umanità, anche qui in Terra Santa. Eppure, in quel lampo di luce che segna il passaggio dalla notte del mondo a un mondo nuovo, vedo che tutto questo è già vinto. Sento rinascere nel cuore la speranza, una speranza più forte di ogni opposta evidenza, una speranza più forte dell'esperienza cruda del male. Buona Pasqua da Gerusalemme, che il Signore risorto porti speranza a ciascuno e ciascuna di voi, renda chiara anche la notte che vi oscura il cuore e vi renda capaci di seminare speranza. Il Signore è veramente risorto. Buona Pasqua.
Anche oggi, come le donne del Vangelo e i discepoli Pietro e Giovanni, siamo tornati qui davanti al sepolcro vuoto di Cristo per pregare, per contemplare, per riconfermarci nella fede. L'annuncio della resurrezione anche quest'anno è partito da Gerusalemme e si è diffuso in tutto il mondo. La messa della domenica di Pasqua al Santo Sepolcro è stata presieduta da Sua Beatitudine Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. Insieme a lui, i vescovi, i frati francescani della Custodia di Terra Santa, sacerdoti del Patriarcato Latino e molti sacerdoti delle varie comunità religiose presenti in Terra Santa. Il Vangelo proclamato oggi è un brano che risuona in questa basilica quasi quotidianamente e sappiamo bene che è un Vangelo pieno di slancio e di vita. Parla di notte e buio che però non spaventano più, perché stanno per cedere alla luce del mattino che incombe. È la luce della risurrezione, la luce dell'amore, che, ha continuato il patriarca, è il solo baluardo in grado di fermare il potere della paura, della morte e dei suoi pungiglioni e di generare vita a dispetto di ogni oscurità. Viviamo in un periodo segnato da violenza e morte, di profonda sfiducia, visibile nei diversi ambiti della vita sociale, politica e religiosa dei nostri paesi. Le violenze contro i nostri luoghi e simboli cristiani sono solo una delle espressioni della violenza più diffusa che caratterizza questo nostro tempo. Ma dove l'orizzonte sembra nuvoloso e tutto porta a farci credere che non ci sia futuro, irrompe la luce della Pasqua, come la Chiesa ci ricorda ogni anno. Qui oggi, ancora una volta, davanti a questo sepolcro vuoto, noi rinnoviamo il desiderio di scommettere sull'amore di Gesù, di non temere la morte e i suoi legacci, ma di essere qui in Terra Santa e nel mondo generatori di vita, di amore, di perdono e di speranza. Dopo l'Eucaristia, la gioia della Pasqua è stata proclamata dai 4 punti cardinali attorno al sepolcro vuoto di Cristo, un simbolo di come l'annuncio della risurrezione raggiunga ogni angolo della terra. La parola di Dio è stata poi portata in processione solenne intorno all'edicola e alla pietra dell'unzione. Per questo veniamo ancora oggi qui al sepolcro di Cristo. Abbiamo bisogno di riascoltare quella parola che risvegli nel nostro cuore quell'amore che ci ha generati alla vita e alla fede. Abbiamo sempre tanti problemi nelle nostre famiglie, nei nostri cuori, nelle nostre relazioni. Oggi a Pasqua ci dice che Dio non solo ci dà la vita, ma ci dà un amore che ha la forza di cambiare tutto, anche quello che sembra perduto come la morte. Quindi buona Pasqua a tutti. Sia lodato Gesù Cristo. Ciao fratelli e sorelle, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano. Il Vangelo del giorno, lunedì 10 aprile, lunedì dell'Angelo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. O Padre, che fai crescere la tua Chiesa donandole sempre nuovi figli, concedi ai tuoi fedeli di custodire nella vita il sacramento che hanno ricevuto nella fede. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco Gesù venne loro incontro e disse: «Salute a voi!» Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno». Mentre esse erano in cammino, ecco, alcune guardie giunsero in città e annunciarono ai capi dei sacerdoti tutto quanto era accaduto. Questi allora si riunirono con gli anziani e dopo essersi consultati diedero una buona somma di denaro ai soldati, dicendo: «Dite così, i suoi discepoli sono venuti di notte e l'hanno rubato mentre noi dormivamo.
e se mai la cosa venisse all'orecchio del governatore, noi lo persuaderemo e vi libereremo da ogni preoccupazione. Quelli presero il denaro e fecero secondo le istruzioni ricevute. Così questo racconto si è divulgato fra i giudei fino a oggi. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Che fine ha fatto il corpo di Gesù? Questo è il problema che tutti si pongono dopo la risurrezione. Le prime persone a porsi questo problema sono le donne andate al sepolcro di mattina presto, che trovano il sepolcro aperto e vuoto. Poi saranno gli apostoli a chiedersi che cosa è accaduto al corpo di Gesù e infine diventa un problema anche per i soldati e per i capi dei sacerdoti e per tutti i giudei. La risurrezione è un fatto reale e concreto, così come lo è stata la nascita di Gesù, perché non riguarda un'idea o una credenza, ma riguarda un corpo come il mio, come il tuo, un corpo che nella risurrezione torna in vita dopo essere stato crocifisso e trafitto da una lancia. La risurrezione. E tuttavia, anche di fronte alla risurrezione, c'è chi continua a non credere, c'è chi per principio non accetta che possa essere accaduto qualcosa di diverso dal normale, dal solito. C'è chi poi perfino si ingegna per inventare delle storie cercando di ingannare gli altri e ingannare se stesso. Perché la risurrezione è un fatto straordinario, ma anche terribile. Perché se da un lato apre a tutti noi la possibilità di entrare nella vita eterna e di rivedere il nostro stile di vita. Santissima Annunciata di Rovato, ti auguro di cuore una buona giornata e una buona settimana, vissuta sempre in grazia di Dio, nell'ascolto del Vangelo, che porti luce e pace nelle tue giornate. Ciao ciao e abbi cura di te. Nacque nel 1774 e morì nel 1835. Figlia del marchese di Canossa, suo padre morì quando lei era bambina e la madre la abbandonò per risposarsi. Diresse la casa del suo secondo padre fino all'età di 33 anni. Poi, dopo aver lavorato per un breve periodo negli ospedali di Venezia, fondò a Verona la prima casa del suo istituto, le Figlie della Carità, il cui scopo era l'educazione delle ragazze povere, il lavoro negli ospedali e l'insegnamento del catechismo nelle parrocchie. Quando morì nel 1835 aveva fondato diverse case nell'Italia settentrionale. Da allora ne sono state aperte molte altre in ogni parte del mondo. Beatificata nel 1941, fu canonizzata nel 1988. Regina Celi letare, Alleluia. Quia meruisti portare, Alleluia. Resurrexit sicut dixit, Alleluia. Ora pro nobis Deum, Alleluia. Regina Celi letare, Alleluia. Alleluia. Rex, Rex,
Alleluia. Ora pro nobis Deum. Alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior gloria di Dio. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e ricoverati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente in tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo, e credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo fare e voglio fare, Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle benefattori e collaboratori, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ad ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle anziani e nelle case di riposo, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, chiediamo al Signore perdono per tutti i nostri peccati e chiediamolo con un atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ad ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, specialmente quelle più sole, disperse, abbandonate e consacrate, e per quelle che non prega mai nessuno. Eterno Padre, per la tua infinita bontà, accogli nel tuo regno i nostri cari defunti, non imputare loro nessuna colpa commessa a causa della loro fragilità umana. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen.
L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Preghiamo per tutti i bambini e i giovani del mondo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti, fratelli e sorelle. Dio vi benedica sempre. Pace e bene, Ave Maria. Nacque nel 1774 e morì nel 1835. Figlia del marchese di Canossa, suo padre morì quando lei era bambina e la madre la abbandonò per risposarsi. Diresse la casa del suo secondo padre fino all'età di 33 anni. Poi, dopo aver lavorato per un breve periodo negli ospedali di Venezia, fondò a Verona la prima casa del suo istituto, le Figlie della Carità, il cui scopo era l'educazione delle ragazze povere, il lavoro negli ospedali e l'insegnamento del catechismo nelle parrocchie. Quando morì nel 1835 aveva fondato diverse case nell'Italia settentrionale. Da allora ne sono state aperte molte altre in ogni parte del mondo. Beatificata nel 1941, fu canonizzata nel 1988. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, le pie donne di cui parla il Vangelo di oggi sono le prime che si recano al sepolcro all'alba della domenica. Sono le prime a vederlo aperto e vuoto e a dare l'annunzio ai discepoli. L'annunzio della nascita di Gesù è stato portato dagli angeli ai pastori e l'annunzio della risurrezione è dato dagli angeli alle donne. Sono questi i gusti di Dio. Per i suoi grandi messaggi sceglie di preferenza gli umili, i semplici, ciò che è disprezzato, affinché nessuno possa gloriarsi. Nella società dell'epoca la testimonianza delle donne non era presa molto in considerazione, ma Dio volle servirsi proprio di ciò che il mondo rifiutava e considerava di poco valore, per darci una grande lezione, quella riguardante l'umiltà del cuore. Dio si fa trovare da chi è umile e semplice, queste sono le sue preferenze. Chiediamo al Signore risorto che ci doni questa grazia così importante, senza la quale siamo come dei ciechi in balia del nostro orgoglio. Mentre le pie donne vanno a portare la lieta novella, Gesù va loro incontro dicendo «Salute a voi». Prima degli Apostoli, esse hanno la grazia di vedere il Signore risorto, forse in premio della fedeltà con cui l'hanno seguito al Calvario, assistito alla sepoltura e sono poi tornate per rendere omaggio al suo corpo. Nelle parole di Gesù c'è un particolare molto bello. Egli per la prima volta chiama gli Apostoli con il nome di fratelli. Ora che risorto da morte sta per tornare al Padre,
essi gli sono più che mai fratelli per la grazia ottenuta con la sua morte e risurrezione. Noi siamo fratelli di Gesù e figli di Dio per la redenzione operata da Cristo. Intanto le donne prostrate abbracciano i piedi di Gesù. Questo gesto esprime l'amore e la riverenza per colui che, pur avendo innalzato gli uomini alla dignità di figli di Dio, è pur sempre il loro Dio. Anche noi siamo prostrati ai piedi di Gesù ogni volta che lo adoriamo con umiltà e con piena confidenza a Lui ci affidiamo. In questo tempo di Pasqua troviamo il tempo per fermarci in chiesa in silenziosa adorazione di Gesù presente nel tabernacolo, ringraziandolo per il gran dono della salvezza e presentando quelle che sono le nostre ansie e preoccupazioni. Deponiamo tutto nel suo cuore divino e confidiamo in Lui. Mettiamoci anche noi ai piedi di Gesù e come Maria di Betania ascoltiamo la sua voce che parla nel silenzio. L'orazione, la preghiera, è soprattutto ascolto. All'inizio della vita spirituale l'anima è presa dalle molte cose da dire a Gesù. Ecco allora che prevale la preghiera vocale su tutte le altre forme di orazione. Ma quanto più l'anima sale su per la scala dell'orazione, tanto più si rende conto dell'importanza del silenzio, dell'ascolto interiore. Al primo gradino daremo grande importanza alla preghiera vocale, al secondo gradino prevarrà la riflessione, la meditazione. Al terzo gradino avranno il sopravvento gli affetti del nostro cuore, mentre al quarto gradino ci sarà il semplice sguardo pieno d'amore. Non mancheranno le preghiere vocali, ma si darà più importanza a ciò che Gesù vorrà dire al nostro cuore. In che modo possiamo salire su per questa scala? Si deve curare bene la meditazione quotidiana, semplificandola sempre di più. Si sale su per questa scala fino a che anche noi giungeremo ai piedi di Gesù con la preghiera di semplicità. Questa preghiera è la più sublime alla quale possiamo arrivare con le sole nostre forze, sostenuti, si intende, dalla grazia di Dio. Oltre ciò c'è solo la contemplazione che è puro dono di Dio e solo Lui ci può introdurre in essa. La preghiera di semplicità, detta anche di semplice sguardo, è una preghiera estremamente semplificata. Consiste nel guardare e nell'amare. Si racconta che nella chiesa dove era parroco San Giovanni Maria Vianney spesso entrava un contadino. Vi rimaneva per diverso tempo senza fare nulla di particolare. Il santo parroco un giorno gli domandò che cosa facesse tutto quel tempo in chiesa ed egli rispose: «Nulla, io guardo lui e lui guarda me». Stupenda risposta. Quel contadino così semplice era giunto alle soglie della contemplazione. Man mano che ci addentriamo nell'orazione di semplicità, tutto si semplifica, la nostra stessa vita si semplifica e riusciremo con il dono della sapienza a vedere tutto non dal punto di vista umano, ma come lo vede Dio. Si riuscirà a vedere tutto con estrema semplicità. Si semplificherà in modo particolare la nostra preghiera. I nostri rosari saranno molto più belli, non si faranno grandi riflessioni sui misteri, ma guarderemo questi misteri con intenso amore. Le nostre letture saranno più devote e profonde e riusciremo a comprendere molto di più, non con molta riflessione, ma con profondo intuito. La partecipazione alla messa sarà più spirituale e non consisterà nel fare, ma nell'essere anche noi ai piedi della croce con l'addolorata. Quando giungeremo a questa semplicità,
non sentiremo più la voce assordante dei nostri ragionamenti, ma il sussurro leggero della voce di Gesù che parla al nostro cuore. Lui parla sempre, siamo noi che non lo ascoltiamo. Mettiamoci anche noi ai piedi di Gesù, come le pie donne del Vangelo di oggi. Ci si mette ai piedi di Gesù soprattutto quando si viene in chiesa e, come il contadino di Ars, con il cuore si guarda Gesù. Ma ci si mette ai piedi di Gesù anche nel silenzio della propria stanza, chiamandolo nel nostro cuore. Vieni, Signore Gesù. Un'ultima riflessione. Nel gruppo delle pie donne che si recarono al sepolcro e lo videro vuoto, non c'era la Madonna. Per quale motivo? San Giovanni Paolo II, in uno dei suoi insegnamenti, diceva che secondo un'antica tradizione tramandata da alcuni padri della Chiesa, la Madonna per prima ebbe l'apparizione del risorto. Di questa apparizione non si parla nel Vangelo. San Giovanni Paolo II vedeva un indizio di questa apparizione nel fatto che la Madonna non era con le donne che all'alba si recarono al sepolcro. Sarebbe infatti strano pensare che la Madonna, che proprio lei, non fosse stata con loro. Il Papa vedeva inoltre un'altra prova nella speciale presenza della Vergine sul Calvario e nella sua perfetta unione con il Figlio nella sofferenza della croce. Era conveniente che colei che fu la più fedele discepola di Gesù e che lo seguì intrepida fino ai piedi della croce, vedesse per prima il Figlio nella gloria della sua risurrezione. E ora, cari fratelli e sorelle, terminiamo con la benedizione. Per intercessione della Beata Vergine Maria e di San Giuseppe, vi benedica e vi custodisca il Signore Onnipotente, vi liberi da ogni male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Maria e Giuseppe.
Il canto d'inizio è il numero 112. Cristo veramente. Risorto veramente alle Cristo Gesù, Signore. Morirò. Cristo Gesù è il Signore della vita. Continuiamo a vivere la grande gioia del Cristo risorto. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, il Cristo risorto che ci ha dato la vita e ci ha liberati dal peccato, riconosciamo le nostre debolezze, le nostre fragilità. Signore, che sei l'eterno sacerdote della nuova alleanza, Kyrie eleison. Cristo che ci edifichi come pietre vive in Tempio Santo di Dio, Cristo eleison. Signore, che ci fai concittadini dei santi nel regno dei cieli, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. E pace in terra agli uomini amati del Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria, in
Padre, che fai crescere la tua Chiesa donandole sempre nuovi figli, concedi ai tuoi fedeli di custodire nella vita il sacramento che hanno ricevuto nella fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. Nel giorno di Pentecoste, Pietro con gli 11 si alzò in piedi e a voce alta parlò così: Uomini di Giudea e voi tutti, abitanti di Gerusalemme, vi sia noto questo e fate attenzione alle mie parole. Gesù di Nazaret, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso fece tra di voi per opera sua, come voi sapete bene, consegnato a voi secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, voi per mano di pagani l'avete crocifisso e l'avete ucciso. Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere. Dice infatti Davide al suo riguardo: contemplavo sempre il Signore innanzi a me. Egli sta alla mia destra, perché io non vacilli. Per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua, e anche la mia carne riposerà nella speranza, perché tu non abbandonerai la mia vita negli inferi, né permetterai che il tuo santo subisca la corruzione. Mi hai fatto conoscere le vie della vita, mi colmerai di gioia con la tua presenza. Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente riguardo al patriarca Davide, che egli morì e fu sepolto, e il suo sepolcro è ancora oggi fra noi. Ma poiché era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul suo trono un suo discendente, previde la risurrezione di Cristo e ne parlò. Questi non fu abbandonato negli inferi, né la sua carne subì la corruzione. Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato, e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato dunque alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha effuso come voi stessi potete vedere e udire. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore, il mio Signore sei tu, solo in te è il mio bene. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio, anche di notte il mio animo mi istruisce.
Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non potrò vacillare. Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio. Alleluia, 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 alleluia. Questo è il giorno fatto dal Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, abbandonati in fretta il sepolcro con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco Gesù venne loro incontro e disse: salute a voi. Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. Mentre essi erano in cammino, ecco, alcune guardie giunsero in città e annunciarono ai capi dei sacerdoti tutto quanto era accaduto. Questi allora si riunirono con gli anziani e dopo essersi consultati diedero una buona somma di denaro ai soldati, dicendo: dite così, i suoi discepoli sono venuti di notte e l'hanno rubato, mentre noi dormivamo. E se mai la cosa venisse all'orecchio del governatore, noi lo persuaderemo e vi libereremo da ogni preoccupazione. Quelli presero il denaro e fecero secondo le istruzioni ricevute. Così questo racconto si è divulgato fra i giudei fino ad oggi. Parola del Signore. In questo primo giorno della settimana che segue la grande festa della Pasqua e la vita quotidiana della fede che ha inizio, che ha avuto inizio. Cristo risorto continua a restare con noi perché gli uomini riscoprano il significato della vita terrena che è proiettata alla vita eterna, da dove siamo partiti dopo la creazione. I fatti di Pasqua ci sono stati narrati da testimoni precetti che Gesù Nazareno aveva scelto durante la sua vita terrena. I 12 apostoli e tanti